Il sistema di accreditamento previsto dalla legge 15 2017 è a pieno regime, quindi siamo partiti. Oggi siamo qui presso l'Università di Padova a parlare di welfare aziendale, welfare territoriale. L'invito è alle aziende che operano pratiche di welfare al loro interno di accreditarsi al sistema delle forme collettive di welfare. Perché? Perché sostanzialmente uno certifica la qualità dei servizi, il fatto che siano concertati con i lavoratori e il fatto che l'azienda sia socialmente responsabile. Quindi l'invito è ad iscriversi alla quarta gamba, come la chiamiamo noi, che ricomprende tutte le altre forme di welfare. Un appunto sulla manifestazione, è una manifestazione che ha girato attraverso il Veneto in questi 3 giorni, con questa chiusura presso questa sede prestigiosa che è la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova. Ha visto 14 eventi collaterali, quindi la Regione c'è per quello che riguarda appunto le nuove esigenze di welfare che stanno emergendo da parte dei cittadini veneti.